Bentrovati, oggi parliamo di sanità pubblica e di liste di attesa. Cosa fare quando prenotiamo un ricovero o inoltriamo la richiesta di un controllo, di una visita medica e i tempi rispetto a quelli che sono previsti dalla legge sono troppo lunghi. Oggi ne parliamo con due avvocati, l'avvocato Carmelo Sardella, legale del Codacons, e l'avvocato Maria Carmela Pedullà, legale dell'Adi Consum, e poi ne parliamo anche con Maurizio Attanasio, che è il segretario della CISL di Catania, che ha sindacato dei pensionati, che ha realizzato un vademecum proprio per il cittadino. Innanzitutto dobbiamo dire che il Ministero ha disposto modifiche importanti sui tempi massimi e sulle prestazioni garantite. Abbiamo preparato due cartelle, due schede che vi vogliamo far subito vedere per capire di cosa stiamo parlando. In ogni richiesta medica, ogni medico, quando noi abbiamo bisogno in questo caso di un ricovero, nella richiesta c'è una lettera. La A significa attesa massima 30 giorni, la B attesa massima 60 giorni, la C attesa massima 180 giorni, la D attesa massima 12 mesi. E da qui partiamo e facciamo il nostro ragionamento, perché poi c'è anche un'altra scheda, possiamo far vedere anche l'altra, così completiamo il discorso. L'altra scheda riguarda invece le priorità nella ricetta quando si tratta di una prestazione che non sia un ricovero, ma che sia un accertamento, una visita specialistica. La U significa attesa massima 72 ore perché sta per urgente. La B attesa massima 10 giorni, la D attesa massima 300 giorni, mentre per le visite sono 60 giorni per gli esami, la P attesa massima 120 giorni. Avvocato Sardella, abbiamo visto un po' queste lettere, abbiamo capito che entro certi limiti è tutto ok, almeno per il servizio sanitario, non certo per il paziente che vorrebbe sempre e subito avere le risposte mediche che desidera e di cui ha bisogno. Cosa succede se si superano questi tempi? Allora, innanzitutto buonasera, sono dei tempi che abbiamo visto sono previsti come tempo massimo, che ai noi non sono quasi mai rispettati. E proprio per questo da tempo noi il Codacons, anche attraverso quelle che sono le campagne informative nei confronti dei pazienti in Sicilia, ha cercato di informare i cittadini su quelli che sono i diritti che spesso non vengono rispettati. E da ultimo, partendo da una situazione che si è consolidata, purtroppo non c'è stato un miglioramento nonostante i buoni propositi dei vari governi, insomma anche a livello dalla Sicilia, noi partiamo con 350 sportelli tra Codacons Medici, l'associazione articolo 3297, Associazione Italiana dei Diritti del Malato, nonché per il Comitato Vittime le liste d'attesa, per informare i cittadini innanzitutto la possibilità di chiedere ai sensi della legge 124 del 98, del decreto legislativo 124 del 98, di chiedere il rimborso della prestazione effettuata a pagamento, e quando il cittadino, anche attraverso i moduli che mettiamo gratuitamente a disposizione sul sito del Codacons Sicilia, fa una prima richiesta di riprenotazione all'ASP di competenza affinché siano rispettati i tempi della prescrizione medica. Se ciò non avviene, di effettuare la prestazione sanitaria a pagamento e chiedere il rimborso all'ASP entro 30 giorni. Purtroppo, e questo rimborso poi avviene realmente? In quanto tempo avviene? È una legge che non è stata, pensiamo che è del 1998, non è stata mai rispettata, credo, non c'è stata alcuna informazione né da parte del servizio pubblico né nei confronti degli utenti, e quindi credo non ci siano neanche state richieste, quindi vogliamo che sia attuata.
anche se non è sufficiente, perché sappiamo che ci sono pazienti, noi abbiamo un caso, ripeto, in questi giorni, come tanti altri, ma è emblematico, di un paziente invalido, diabetico, con prescrizione medica urgente da effettuare entro 10 giorni, di una gastroscopia, di una colonoscopia per sangue alle feci, che attraverso il centro unico di prenotazione, dopo 4 ore di attesa e una risposta, diciamo così, poco cortese, riceve una prenotazione per il 28 di marzo del 2025. Un paziente che vive con una pensione di invalidità di 330 euro al mese e dovrebbe affrontare degli esami per un costo di 450 euro. Ci rendiamo conto che questo paziente non ha neanche la possibilità di ricorrere al privato, di effettuare la visita in via d'urgenza e poi chiedere rimborso, perché gli viene negato il diritto di cura. E l'alternativa che si ha appunto è quella o di aspettare i tempi biblici, con il rischio di mettere a repentaglio la salute, naturalmente la propria vita stessa, o quella di rivolgersi, per chi può, i cittadini siciliani e lo sanno bene, rivolgersi con una prestazione a pagamento e effettuarla magari subito. Abbiamo la testimonianza di una signora ed è una testimonianza positiva. Volevo informarvi che ieri ho provato a prenotare una mammografia con la convinzione dei tempi lunghissimi, quindi era pronta a sentirsi dire se ne parla fra un anno, e invece con grande meraviglia l'appuntamento le è stato dato per oggi, quindi ieri per oggi. Bene, se ci sono queste testimonianze è veramente una cosa positiva. E invece un'altra signora ci dice che è in attesa di ricovero per un intervento di ernia da 6 mesi. Si è rivolta a una clinica privata per intervento, dice posso richiedere il rimborso. Questo dipende dall'urgenza e se sono trascorsi noi riteniamo, sono il nostro ufficio legale che ha allo studio diverse misure, non solo queste ma anche di carattere penale. Diciamo, c'è stata una campagna negli anni, ripeto, informativa portata avanti dal nostro segretario nazionale Francesco Tanasi, di informare, quindi riteniamo di dover informare l'ASP, quindi mettere al corrente e quindi indicare quella che è l'urgenza, la situazione di urgenza. Dopodiché, e poi se si deve studiare caso per caso, certamente, quindi non anche tutti lo i casi dico ai sono nostri uguali. telespettatori, sì, mandateci le vostre testimonianze attraverso il numero che vedete in sovraimpressione, il 342 7455 005, ma chiaramente gli avvocati, adesso do la parola all'avvocatessa Pedullà, chiaramente devono studiare il caso, cioè con carte alla mano, la prenotazione per quando era stata effettuata, quando le è stato dato l'appuntamento e verificare se ci sono le condizioni chiaramente per chiedere il rimborso, visto che la signora ci ha appena detto che i tempi di attesa erano talmente lunghi che ha preferito andare in una clinica privata e dunque pagare dei soldi. Avvocato Pedullà, anche la Diconsum si è mobilitato come associazione di consumatori per aiutare le persone che appunto sono alle prese con queste lunghissime liste di attesa. Esatto, buonasera a tutti. Allora, il discorso è il seguente, questo è un problema che ormai penso sentano su tutto il territorio nazionale, anche se la legge nazionale ha demandato alle regioni la possibilità di, come dire, di organizzarsi e prestabilire quelli che sono gli strumenti per poter evitare queste lunghe liste d'attesa. Ora, qual è il discorso? O si aumenta il personale medico all'interno delle strutture pubbliche, quindi gli orari, anche a livello intramurario, quindi voglio dire i medici che possono sfruttare le strutture pubbliche, però magari trattenendosi oltre, oppure appunto non resta altro che rivolgersi al privato. Allora la Diconsum, proprio che è l'associazione dei consumatori che riguarda tantissime materie, si è preoccupata anche con l'FNP che riguarda il sindacato dei pensionati, perché forse le persone più anziane hanno ancora più bisogno, vabbè,
possiamo avere bisogno tutti ovviamente, però magari gli anziani ancora di più, quindi ci siamo attivati tramite un modulo che appunto bisogna, cioè il cittadino delega la di consumo, o meglio ancora l'FNP, poi l'FNP invia una richiesta, cioè diciamo una diffida, ma non è propriamente una diffida, è un invito a insomma, considerare le esigenze del cittadino che chiaramente si trova a disagio perché non è stato rispettato assolutamente il periodo d'attesa, cioè, che poi era indicato in quella scheda. Quindi bisogna partire dalla prescrizione del medico curante che indica qual è la gravità e quindi l'urgenza. Dopodiché, con questo codice che appunto abbiamo visto nelle schede, a seconda se si tratta di ricovero o meno, si può chiedere la prestazione. Mettiamo per esempio, facciamo un esempio perché poi gli esempi sono sempre la cosa migliore. Prendiamo una signora che ha un tumore al seno, quindi ha bisogno, necessità, urgenza di farlo e il medico curante ha prescritto questa visita entro una mammografia, come piuttosto un altro esame diagnostico, entro 10 giorni. Benissimo. Chiama il CUP, perché comunque nel nostro sistema regionale è previsto il CUP a livello provinciale e il sovraCUP a livello regionale. Chiama il CUP e chiede quanto devo aspettare e il CUP magari gli dice deve aspettare 6 mesi, un anno, e no, ma allora non ci siamo più, i tempi di attesa non vengono rispettati. Allora il cittadino che è leso nel suo diritto si rivolge alla di Consum o comunque all'FNP o comunque insomma un'associazione dei consumatori, la quale cosa farà? Manderà un invito via PEC formalmente per velocizzare le tempistiche affinché il CUP trovi una struttura idonea a garantire quella prescrizione. Quindi ecco che l'associazione dei consumatori è fondamentale affinché cioè, lo potrebbe fare anche il cittadino privatamente ovviamente, però a parte che deve essere dotato di PEC, ma soprattutto deve essere anche in grado di saper scrivere. Certo, diciamo che le associazioni di consumatori, abbiamo il Codacons, abbiamo la di Consum, in questo caso rappresentato da lei, chiaramente danno una mano ai cittadini che non sanno come dire, disdricarsi in queste vicende già piuttosto complicate, perché anche telefonare, capire la differenza fra CUP, sovraCUP, CUP sta per centro unico di prenotazione, sovraCUP è quello regionale, trovare i numeri di telefono, insomma sono dei passaggi non sempre facili. Esatto. Ma vorrei dare la parola a Maurizio Attanasio, che è collegato già da diversi minuti con noi. La CISL ha proprio predisposto un vademecum, lo faccio vedere, proprio in forma cartacea, dove ci sono tante domande e tante risposte, per cui già il cittadino riesce un po' ad orientarsi e può comprendere quali sono i diritti che spettano e quindi poter capire se il diritto è stato leso, se avevo, come dire, la prestazione sanitaria di cui avevo bisogno rientra nei tempi e quindi non posso fare nulla, oppure se ci sono delle anomalie per cui posso procedere, quindi consultare o la CISL Pensionati o la di Consum o il Codacons, insomma sono tante le associazioni che si stanno muovendo proprio per fare anche da pungolo agli ospedali, alle ASP, per dire guardate che qui ormai non si scherza più, questa storia delle liste d'attesa è veramente intollerabile e quindi siccome la legge dà degli strumenti ai cittadini che non devono sempre e solo subire passivamente, e allora ci si può mettere in movimento e richiedere quelle che sono le prestazioni di cui si ha bisogno nei tempi stabiliti dalla legge, che non sono mai comunque brevissimi, stiamo parlando anche di 6 mesi che sono legali. Maurizio Attanasio, la CISL si è mobilitata pure. Sì, buonasera, buon pomeriggio, anzi grazie per darci questo spazio e la possibilità di poter descrivere l'azione che abbiamo messa in campo. Premetto che nella sua domanda ho sentito a pezzi perché avevo un audio un po' che andava e veniva, però penso che ci abbia chiesto sostanzialmente qual è l'azione che abbiamo messo in campo e proprio
descrivere questo nostro opuscolo fatto dalla CISL, dalla Federazione Nazionale dei Pensionati, insieme poi all'Associazione del Latriconso. Ecco, si tratta di 19 più 1 punti dove descriviamo tutti i passaggi che tendono a far valere il diritto del cittadino ad avere la sua tutela, la propria tutela alla salute attraverso le prestazioni mediche e sanitarie. Lei già ha elencato all'inizio quali sono le classi previste dalla normativa che rientrano in un sistema nazionale di governo delle liste di attesa, il SINGLA, che tra l'altro verrà aggiornato tra qualche giorno dal governo nazionale, perché l'ultimo decreto risale a 2 anni fa e adesso sarà rinnovato con alcune modifiche e un contributo dello Stato per quanto riguarda l'abbattimento, ecco, delle liste d'attesa. Quindi dovrebbero essere delle modifiche a favore dei cittadini, dei pazienti? Sono delle modifiche a favore dei cittadini e ulteriori tutele per i cittadini. Io però vorrei dare qualche dato che riguarda lo stato della Sicilia. Come diceva l'avvocato Pedullà, non è solo la Sicilia a soffrire di questo aspetto delle liste d'attesa, perché il post pandemico, la fase della pandemia ha bloccato tutto il processo della sanità, o comunque l'ha rallentato fortemente. Sì. E abbiamo uno strascico che va avanti dal 2022, ma già al 31 marzo del 2024 il Dipartimento della Pianificazione Strategica della Regione Siciliana ha rilevato all'incirca 30.000 cittadini in lista d'attesa, sia per interventi che per visite strumentali. Significa un numero notevole di persone che devono attendere tempi anche lunghi per avere quel diritto sancito dall'articolo 32 della Costituzione, che è il diritto alla tutela della salute. Noi abbiamo pensato quindi di fare 2 azioni. Da un lato quella di chiedere con urgenza il tavolo della salute insieme a CGIL e UIL, il tavolo della salute già costituito con decreto per fare il punto della situazione. Dall'altro lato invece, come CISL e FNP e Adiconsum, abbiamo predisposto quello che lei ha fatto vedere prima, il vademecum, proprio per descrivere le fasi. Devo dire una cosa che non è stata detta e la voglio precisare: il cittadino che, chiamando il CUP, gli viene offerta una data, non la deve rifiutare. Questo è importante da sottolineare, bisogna accettare, sì, e poi in maniera tale che si possa dimostrare che è stata data una prenotazione che non è prevista dalla legge, che è oltre, perché se dice no, è troppo in là nel tempo e chiudiamo, non possiamo dimostrare nulla. Questo è importante. Grazie Maurizio Attanasio. Seconda osservazione, se mi permette, solo legata a questa. Sì, perché poi stanno arrivando anche altri messaggi e li volevo leggere. La questione lei parlava prima del rimborso, ma noi pensiamo che piuttosto che il rimborso, così come descriveva l'avvocato Pedullà prima, se le persone che hanno questo problema si rivolgono a noi interveniamo immediatamente chiedendo all'ASP di intervenire in intramoenia, così come prevede la normativa. Quindi di trovare una soluzione immediata anche in intramoenia all'interno della stessa struttura sanitaria pubblica, ospedaliera o dell'ASP stesso. Ma in intramoenia si paga lo stesso in intramoenia e quindi non sono cifre. In quel caso deve pagare solo il ticket. Aspetti, perché la legge citata prima prevede che in quel caso il paziente paghi solo il ticket, non paghi la prestazione, e comunque la prestazione in intramoenia la deve sempre autorizzare l'ASP. E devo dire, lo dirà poi l'avvocato Pedullà meglio di me, già noi abbiamo risolto 3 casi in questo modo.
Perfetto, bene, complimenti. Allora, perché fra pochissimo andiamo in pubblicità, una signora sottolinea che doveva fare una risonanza d'urgenza, le hanno chiesto 370 euro. Dice come si fa avendo 2 figli, persone invalide a casa, insomma era quello che diceva anche l'avvocato Sardella, che sottolineava non sempre si può andare a pagamento per poi farsi rimborsare i soldi, perché se si vive con pensioni minime è chiaro, soprattutto i pensionati lo sanno bene, quelli che hanno la pensione minima sanno perfettamente come è difficile arrivare al fine mese, e quindi figuriamoci se riescono a potersi pagare delle prestazioni privatamente per poi farsele rimborsare, ammesso che vengano rimborsate realmente, perché abbiamo capito che è una legge che c'è ma raramente viene applicata e addirittura neanche si conosce bene. Andiamo in pubblicità, poi leggiamo alcuni messaggi che sono arrivati. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando delle liste di attesa troppo lunghe per prenotare una visita di controllo o una prima visita o addirittura un ricovero. Stanno arrivando tanti messaggi, ve ne leggo uno. Un signore ci scrive che ha prenotato una gastroscopia a marzo del 2023, gli è stata data come appuntamento giugno 2024, quindi la farà nel mese di giugno, quindi qui siamo oltre un anno di attesa per una gastroscopia. Siamo nei tempi giusti, abbiamo fatto vedere noi delle schede, magari le facciamo rivedere. Certo, bisogna capire se è una prima, se è una qualcosa di controllo. Credo di no, dico, in ogni caso è bene, diciamo, i nostri sportelli, 350 sportelli solo in Sicilia, sono a disposizione per chiedere informazioni anche laddove ci siano dubbi sulle diciamo, necessità di prestazione dell'urgenza o meno. E ripeto, il 44 10 Però 10. Io già da queste nostre schede vedo che ci sono attese massime di 12 mesi, 180 giorni, quindi più di un anno mi sembra molto, già che siamo molto oltre i tempi. Poi qualcuno ci chiedeva, ma i vostri sportelli, quelli dell'Adiconsum, del Codacons o della CILS, ci sono in tutta la Sicilia? Perché ricordiamo, ci stanno vedendo. Sì, nonostante, diciamo, noi, nonostante il problema sia di carattere nazionale, naturalmente è un'azione che facciamo partire così, uno tsunami legali dalla Sicilia con questi 350 sportelli, attraverso queste associazioni, quindi la rete anche dei medici coinvolti, quindi si può consultare il sito del Codacons Sicilia, scaricare i moduli gratuitamente, provvedere da soli, chiedere assistenza attraverso il 44 10 10, oppure rivolgersi direttamente sul territorio. Ecco, ripetiamolo, il vostro numero di telefono è il 44 10 10, senza prefisso, senza niente. 095 44 095 44 10 10. Oppure c'è il sito regionale del Codacons Sicilia, codaconssicilia.it, laddove appunto anche sono messi a disposizione gratuitamente, si possono scaricare liberamente questi moduli da inviare all'ASP di competenza, sia quindi in prima battuta per richiedere una riprenotazione entro i termini di prescrizione previsti dal medico curante per la prestazione sanitaria, e poi eventualmente per chiedere rimborso. Naturalmente, diciamo, queste sono delle azioni che valgono per alcuni, abbiamo detto, per altri c'è la necessità di un intervento diciamo, governativo, a nostro avviso aumentare il budget anche per i medici convenzionati potrebbe essere una soluzione utile a abbattere un po' le liste d'attesa, perché negli anni ci sono state tante promesse, interventi che sono stati messi in campo non hanno per nulla risolto il problema. Certo, allora addirittura c'è un signore che ci dice che bisogna telefonare in un ospedale per una scintigrafia coronarica ad ottobre 2024, quindi neanche accettano non neanche prenotano. Quindi bisogna chiamare ad ottobre, diciamo, per poi avere per prenotarla addirittura nel 2025. Quindi questo problema, diciamo, delle liste in qualche modo bloccate non è una situazione accettabile conforme alla legge, perché in teoria non ci possono essere liste bloccate in sanità. Telefonare in un ospedale, in una struttura sanitaria e dire guardi, ci richiami fra 3 mesi, 4 mesi, perché così probabilmente aggirano l'ostacolo e non superano l'anno.
E questo però, non ripeto, Potrebbe non è essere questo, uno strumento a nostro avviso legale per aggirare i limiti Certo. di legge previsti per l'esecuzione Certo. quindi, di prestazioni sanitarie, quindi visite o esami urgenti, laddove appunto è previsto un termine stringente per effettuare l'esame, che non è previsto, ripeto, a caso, ma perché spesso ci sono situazioni veramente che vanno affrontate con tempestività, pena mettere a repentaglio la salute. Ci chiedono se la vostra assistenza legale è gratuita. L'assistenza naturalmente è gratuita, laddove ci sono da portare in campo azioni giudiziarie naturalmente c'è sempre un occhio di riguardo delle spese naturalmente legali, ma noi cerchiamo sempre di risolvere in via stragiudiziale le questioni, ripeto, e anche lo strumento della diffida, diciamo, della richiesta formale con le allegazioni necessarie, ricette mediche da inviare all'ASP è un espediente che noi mettiamo in campo per risolvere nel più breve tempo possibile in via stragiudiziale senza intentare azioni legali. Praticamente lei dice noi intanto cerchiamo di agire senza mettere in campo delle cause, cerchiamo di spingere, di andare incontro a quella che è la necessità del paziente, che non ha naturalmente la necessità prioritaria di avere rimborso, ma quello di effettuare subito la prestazione nei termini, quindi laddove è possibile cercare di far ottenere al cittadino la visita richiesta o la prestazione che ha bisogno, il ricovero, eccetera. Facciamo l'ultimo giro con l'avvocatessa Pedulla e poi Attanasio a chiudere, perché già il nostro tempo è finito. Sì, allora io desideravo semplicemente sottolineare una cosa, che il piano regionale proprio delle liste d'attesa prevede dei fondi non indifferenti. Questi fondi praticamente o non vengono utilizzati o vengono distratti. Io questo non lo so, però di sicuro c'è che i fondi ci sono. Infatti, da quello da quello che si dice, praticamente i direttori generali delle aziende, così come gli assessorati, dovrebbero, a parte monitorare, ma voglio dire, potrebbero anche incorrere in responsabilità se non razionalizzano questo problema, perché è un problema veramente gravosissimo, direi proprio usando un cancro del nostro sistema sanitario, purtroppo, perché fino a stamattina una cliente mi diceva che ha cercato di prenotare una mammografia, mi sembra al tribunale, scusate, ad Acireale, e praticamente gli hanno detto se ne parla nel 2026, cioè ma stiamo scherzando? Quindi è chiaro che le associazioni dei consumatori siamo sul piede di guerra e dico assolutamente io sono d'accordo, bisogna tentare i metodi stragiudiziali, quelli sempre e comunque, perché poi fare una causa significa sostenere costi, significa sempre un'ali, eccetera. Infatti, tra l'altro, vi devo dire che quando io ho cercato le sentenze non è che ne ho trovate tantissime, cioè proprio come casi, ma perché si deve agire stragiudizialmente ed è veramente un dovere delle strutture e quindi anche del Ministero della Salute, così come delle regioni, a mettere in campo tutti gli strumenti, perché altrimenti ci sono delle responsabilità, che il cittadino deve essere sempre più consapevole dei diritti che ha, perché secondo me, cioè a mio modesto parere, il cittadino non è consapevole, preferisce andare a pagare, anche indebitandosi. Andare a pagare, ma certe volte anche si rinuncia alle cure proprio per questioni economiche. Attanasio, in chiusura, perché già siamo oltre il tempo stabilito. Chiudiamo. Maurizio Attanasio. Sì, no, si parla di persone che riescono a curarsi. Io dico che ci sono persone con pensioni minime che rinunciano a curarsi proprio per questo aspetto, ed è per questo motivo che come sindacato a livello provinciale ma anche regionale, la CISL siciliana, insieme alla Federazione Nazionale dei Pensionati siciliani e nazionale, lancia questa grande vertenza. Noi stiamo chiedendo all'assessorato regionale alla sanità, ma poi alle sue articolazioni del territorio, un costante confronto per monitorare proprio quello che è previsto dai decreti, non ultimo quello che già è stato preannunciato da questo nuovo decreto del Ministero della Salute, che prevedrà anche sanzioni per quei dirigenti sanitari che
non ottempereranno alle indicazioni previste per l'abbattimento delle liste d'attesa. E Vorrei questa ricordare già a è una... tutti che, Prego. sì, vorrei ricordare a tutti che esiste il tavolo della salute chiesto proprio da CGIL, CISL e UIL, e che ben 2 volte abbiamo chiesto di essere convocati su questo aspetto. Aspettiamo proprio risposta per avere contezza di quello che è il fenomeno nella nostra provincia, e però non vorrei condannare nessuno, perché vorrei ricordare a tutti che la nostra sanità comunque è tra le migliori, la sanità italiana è tra le migliori di altri paesi comunitari europei. Poi probabilmente Su questo non ci sono dubbi, su questo non abbiamo dubbi. E comunque è stata confortante anche la testimonianza di una signora che invece ha prenotato una mammografia e le hanno dato appuntamento, quindi non è sempre così, ecco, non vogliamo troppo scoraggiare le persone che ci stanno seguendo, ma del resto chi ha a che fare con la sanità ci sono, come dire, è croce e delizia, no? Ci sono bravi medici, buone strutture, ottime prestazioni, però d'altro canto c'è anche la malasanità, c'è anche questo problema delle liste di attesa. Siamo veramente in chiusura. Io ringrazio i miei ospiti, vorrei ricordare, nel caso aveste bisogno di approfondire questi argomenti, di sapere dove sono gli sportelli, cosa bisogna fare, ciascuna associazione presente in questa trasmissione ha un proprio sito internet, ha dei numeri di telefono, quindi potete informarvi se gli sportelli sono nella vostra città, cosa potete fare, quindi sicuramente avrete come dire, tutti gli strumenti per contattare e raggiungere i nostri ospiti. Grazie alla regia che ci ha supportato e grazie a voi che ci avete seguito. Alla prossima.